Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. 3 campagne con un unico filo conduttore per affrontare questo periodo dell'anno in sicurezza senza correre rischi, privilegiando il nostro benessere seguendo l'invito di prendersi una pausa, fermarsi, per riflettere e ricordarci di fare la scelta giusta per la nostra salute con azioni semplici ma efficaci per vivere un'estate sicura. La Regione del Veneto, all'insegna di Vivo Bene, campagna di comunicazione rivolta alla popolazione incardinata nel piano regionale Prevenzione del Veneto per la diffusione di messaggi di salute, promuove l'estate in sicurezza. La prima campagna è rivolta ai giovani alla guida, la seconda è volta alla prevenzione del melanoma e di altri tumori e disturbi della pelle, causati dall'esposizione non corretta al sole e ai raggi UV. La terza riguarda l'attenzione verso quegli insetti fastidiosi e che possono rappresentare un vero pericolo per la nostra salute, essendo veicoli di patologie anche gravi. Ed è stata presentata a Palazzo Ferrofini l'85esima edizione della Sagra del Pesce di Chioggia che, dal 12 al 21 luglio, animerà il centro storico clodiense. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ha sottolineato che la Sagra del Pesce di Chioggia è sicuramente una delle manifestazioni più iconiche del nostro territorio, attirando nel centro storico clodiense moltissimi visitatori, non solo veneti. L'occasione è davvero preziosa per degustare il prodotto tipico della costa adriatica, il pesce, sapientemente trasformato in cibo da grandi cuochi che portano avanti antiche e rinomate tradizioni familiari. Consiglio quindi caldamente di visitare Chioggia, potrete vivere un momento di grande convivialità, godere delle bellezze del centro storico che per l'occasione sarà animato da numerosi stand e iniziative correlate, grazie all'impegno profuso dall'amministrazione comunale, dalla Proloco, dalle associazioni coinvolte e dai volontari. E giovedì 11 luglio alle ore 20:45 il candidato al premio Nobel per la letteratura Umberto Piersanti sarà ospite di Terra Madre nel Canto della Natura, la rassegna di incontri con gli autori organizzata dal comune di Mirano in villa 25 aprile in via Mariutto numero 1. Il poeta marchigiano è considerato una delle maggiori figure della letteratura italiana contemporanea. Piersanti ha debuttato nel mondo della letteratura con La breve stagione nel 1967, all'età di 26 anni. Da lì, nel corso della sua ultradecennale carriera, ha pubblicato, oltre a diverse raccolte poetiche, testi di saggistica e anche opere di narrativa. Già nel 2005 fu uno dei candidati per il premio Nobel per la letteratura. La sua poetica è molto legata al paesaggio dell'infanzia, i boschi delle Cesane tra creature reali e leggende popolari. Ingresso è libero. E sarà il 600° santuario della Madonna delle Grazie di Robegano a Salzano ad ospitare venerdì 12 luglio l'orchestra e il coro delle James Allen's Girls' School, le JAGS, prestigioso college femminile del sud di Londra, famoso per le esibizioni alla St. John Smith Square e Cadogan Hall. La serata musicale, con inizio alle ore 21, ingresso libero, si inserisce nelle celebrazioni per il 490° anniversario del primo miracolo attribuito alla Beata Vergine di Robegano, che rappresenta l'11° appuntamento del Festival Internazionale di Musica del Veneto 2024. La manifestazione musicale promossa dall'Associazione Musica e Cultura e dal Consiglio regionale del Veneto, in sinergia con una quarantina di comuni delle 7 province venete e con la Media Partnership di Rai Radio 3. Questa sarà la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.